Un incontro per favorire la cultura della legalità collegata al tema della memoria si è svolto ieri presso la sala del Collegio dei Filippini. Tra i componenti richiedenti asilo SPRAR dell'Associazione Aquarinto e rappresentanti di Libera, con Carmela Pistone, la testimonianza di Leonardo Agebbia sul fratello Filippo, ucciso il 21/9/86 nella prima strage di mafia a Porto Empedocle, e Monsignor Giuseppe Livatino per ricordare Rosario Livatino, vittima di mafia anche lui. La visita è continuata nella stanza del giudice Rosario Livatino presso l'ex tribunale di Agrigento, ora sede di uffici comunali, in Piazza Gallo, ove il magistrato ha svolto il suo lavoro. Questo è uno dei primi incontri che faremo sulla legalità, che rientra in un percorso di integrazione territoriale che si concluderà a Palermo il 30 di questo mese. È un'attività importante perché noi puntiamo, come facciamo con tutte le altre iniziative, proprio all'integrazione, e questo è uno dei tanti tasselli che si va ad unire alle tante iniziative. Anche perché i ragazzi in questo modo conoscono veramente un po' di storia del nostro paese, che sappiamo che per tanti anni è stato martoriato e continua ad essere martoriato da fenomeni che riguardano la mafia. Come valuti questa iniziativa? Cosa ne pensi? Per noi e per me, parlo con tutti gli altri miei fratelli, è molto importante, quindi fa parte pure nella integrazione per noi. Se vivi in un posto o se ti ospiti in un posto, è importante sai la loro cultura e dove ospiti, come hanno passato la storia. È una cosa molto importante pure per noi e per la legalità. La legalità è una cosa ognuno deve sapere e condividere con tutti, perché oggi abbiamo sentito tante storie, quello che hanno passato con la mafioso, cosa è successo qua in Agrigento e altri posti, era molto doloroso. Noi abbiamo accettato molto volentieri la proposta dell'Associazione Acquarinto di condividere con i ragazzi ospiti, insomma, le loro comunità, di conoscere un pezzo di storia del nostro territorio, che è fatto non solo della prepotenza mafiosa ma soprattutto di tutto quello che riguarda il contrasto alle mafie. Abbiamo accettato perché riteniamo che anche loro in qualche modo siano, le loro storie siano accomunate alle nostre, no? Perché anche loro comunque sono vittime, le loro storie sono legate a percorsi di violenza e spesso insomma anche le loro fughe sono gestite dai poteri criminali, e quindi conoscere anche un pezzo di storia del territorio che li sta ospitando li può aiutare anche a conoscere meglio e sentirsi un po' più a casa e comunque anche più in comunione con noi. È un importante scambio interculturale quello che si sta operando questa mattina, ma si è fatto anche in tantissime altre occasioni. Questi giovani che già hanno alle spalle delle storie molto pesanti, molto difficili, che conoscono bene la loro realtà, però hanno la possibilità di conoscere anche la nostra realtà con tutte le sue sfaccettature, anche con la difficoltà nell'affermare la giustizia e la verità in terra agrigentina, in terra siciliana. E quindi un momento molto, molto importante, sicuramente molto fecondo. È l'incontro fra due culture, fra tante culture meglio, non due culture, ma è un incontro che può portare un beneficio sia per noi che siamo qui, sia per loro che vengono da terre lontane, però conoscono anche questo spaccato reale della nostra società italiana. Io rappresento i familiari delle vittime innocenti di mafia e oggi è stata una giornata bellissima, anche amara, perché ricordare un passato abbastanza pesante del nostro paese è doloroso. Comunque è stata importante perché abbiamo relazionato con questi ragazzi che hanno alle spalle delle vicissitudini abbastanza pesanti e abbiamo fatto conoscere un po' il nostro territorio dei famosi anni di piombo.